Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buono il segnale. E vediamo Ciruli dei Greppi che va a condurre. Numero 9, Conny Francis. Squalifica per Conny Francis, sbaglia anche Corcovado nel momento in cui sta scendendo in corda in seconda posizione e rimane così 4, in seconda Corsaro di Mare davanti a Capitano San, via via gli altri. Il primo passaggio in vantaggio Ciruli dei Greppi numero 6, Capovento Pax. Corsaro di Mare, la squalifica anche per Capovento Pax, corso ad eliminazione fin qui. Terza posizione alla corda per Capitano San, poi vediamo Carpe Diem Col. Intanto i primi 400 metri sono andati in 32,5, i 600 tranquillamente in 49,9. Non cambia nulla, tutti in fila indiana con in quinta posizione Cosmo Trio. Carpe Diem Col ne anticipa le mosse e progredisce all'esterno, seguito dallo stesso Cosmo Trio. Intanto 1,6,7 per gli 800 metri iniziali. Carpe Diem Col avanza su Ciruli dei Greppi, è seguito da Cosmo Trio lungo la corda Corsaro di Mare, poi Capitano San e anche Corcovado che rimesso, torna in gruppo. Tanto siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, mancano poco più di 800 metri alla conclusione. Ciruli dei Greppi in vantaggio, all'esterno Carpe Diem Col seguito da Cosmo Trio e Corcovado, lungo la corda rimane Corsaro di Mare con in schiena Capitano San. Sono rimasti praticamente in 6 dai 9 iniziali e mancano ora 650 metri alla conclusione. In vantaggio è sempre Ciruli dei Greppi su Carpe Diem Col, l'errore intanto di Corsaro di Mare, lascia in terza posizione Cosmo Trio, attacca ancora Carpe Diem e sembra in grado di passare su Ciruli dei Greppi già a 400 dalla conclusione. Ciruli però con la curva rientra e più indietro c'è Cosmo Trio in terza posizione. Ciruli dei Greppi e Carpe Diem Col sempre alle prese al completamento della curva finale. Più indietro Cosmo Trio, ancora Corcovado, retta d'arrivo con Carpe Diem che attacca ancora. Ciruli si difende, Carpe Diem confonde il passo e sbaglia e così Ciruli dei Greppi viene a concludere netto vincitore. Secondo posto per Cosmo Trio, mentre per il terzo Corcovado sul palo è raggiunto da Capitano San e i due finiscono in linea. La vittoria dunque per Ciruli dei Greppi e Tommaso Gambino per conto di Vincenzo Mango e il signor Nicola Del Rosso. Andiamo a rivedere le fasi finali con l'errore prima di Carpe Diem Col, mentre Ciruli dei Greppi se ne va per proprio conto e in percorso di testa viene a vincere e a concludere in solitaria il secondo posto. Questo è ovviamente Carpe Diem Col in errore, il secondo posto è per Cosmo Trio, mentre per il terzo sul palo probabilmente il numero 3 Capitano San che piega Corcovado.